Sadia pustir desa sentenza desa Corte di Appello de Casteddu, che ha descritto sa paragola fine a sa decadenza desa Presidente desa Regione Alessandra Todde, su dibattito politico e sprurbibu chi non mai, confermata però sa irregolaridades in sa rendicontazione desa spesas elettorali del 2024. So 5 Stelle, un contento desa decisione des Orzuzzese, a pustir de più di un anno de dudasa a che sire più forte politicamente a dispetto desa vinchi da metà es proprio sa Presidente. Però su presidente di Consiglio regionale Piero Comandini sa sentenza ha tancato una volta per esempio su caso decadenzia. Su tema desa sanzione però non colati in cavalleria, prosa Todd er de 40.000 euro confermata vinzas in secondo grado. Come tocca de dire si sa presidente a andare in Cassazione o si bana essere a terror ricurso. In sintesi prosopposizione in Consiglio sa decisione des Orzuzzes este un precedente pericoloso. Un traballo compartiu per parare fronte in sa mezza maniera sul disafio del venidore. Questo manzano in sa sede Areus de Nugoro, su direttore generale Angelo Maria Serusi e su direttore regionale del Sospompieri Nicola Miceli hanno firmato un protocollo d'intesi strategico. Non è una novità, ma un passo addennantisi. Sa cooperazione in tre due enter fondamentale in antir de su 2018 preso elicottero de su Kente Bindichi, oggi è diventato un modello operativo integrato per gestire sordinario e finza sar grandu emergenzias in un contesto internazionale sempre sprurdilico. Dunque a noi spezzi assistenza medica, ma una macchina operativa integrata, una necessità vitale in un'isola ove prosa conformazione geografica sua si intervento de homines e mezzo de petesse sprontu. De Nugoro dunque armoget un usinzale profettoso, sa salute e sa sicurezza andano a manutenta. Pro stadio nuovo su comune de Casteddu e sa società di squadra de Fubalo sun cercando un accordo. S'obiettivo è de bandire canto prima sa gara pubblica internazionale e avviare su Vravico entro su mese de marzo de su 2027 pro poter scandidare sa città entro sa schimbe per ospitare sos europeo de su 2032. Ma a posti sa società de Tommaso Giulini, in Natale dell'anno passato, ha presentato su piano economico-finanziario su percorso stadasiao e con maggioranza e opposizione pedini Craresa. Costusero in Palazzo Baccaredda, Massimo Zeddes, assessore a Sisport Giuseppe Macciotta, hanno esaminare iter ponendo su presa mesa sul nodos principales. Su canone a Sannu de 50.000 euro proposto da esa sociedade, chi pro su comune non sta adeguato a su valore dell'opera e in merito a su diritto de superficie pro chimbantano su comune disposto pezzi a una concessione de impreu. Eris in Milano, a posti dell'assemblea desa Lega de Serie A, Giulini ha sottolineato che sa richiesta esprevidia desa norma e presente in progettos analogos. Pro su canone, una cosa è su pagamento desa spartiasa, un'altra con su desimpianto. In questo caso, pro sa società su canone di addepere essere simbolico o nuda puru, mescamente su comune a mantenersi in periodo desos posteggios in sardieschi non bannuda in si stadio. Si stadio nuovo, moderno e sostenibile, che in più di 30.000 postos di attaperere una pagina nuova pro sa cittade, non pezzi fubalo ma grande evento spuru, un spazio che oggi è mancata. E di attesser finza su una pagina nuova pro sa societade, che in so sozios americanos, oggi su 49% e centrale in su progetto, chi diano a podere colare in maggioranza. In Tattari battono un progetto nuovo pro sa Vadde de su Rosello. L'amministrazione de su sindaco Giuseppe Magia punna a facere un parco urbano, ponendo a banda l'idea de su canalone previdiu in sa zona de su Vossu de Sanuche. S'intervento che era mezz'orare una desa aree sprurdilica desa cittade, a disponimento più di 8 milioni di euro in tre fondi già disponibili e tra ballos in progettazione, finza a minimare sa rischio idrogeologico. Su progetto de su canalone, finanziato in sorfundo de su PNRR in sa amministrazione passata, non è considerato adatto a s'idea nuova de sviluppo desa cittade e in più operano a gallo a più sa valutazione de impatto ambientale.
Margherita Sanna è stata eletta sindica di Orune su 7 di aprile del 1946. Fituna delle 11 femminas in Italia che sono diventadas a sindicas in un comune. In questa selezione è diventata storica, sar feminas per la prima volta vini candidatas e votantes. A sa sindica Margherita Sanna, che vi mastra, l'hanno eletta vinza 6 anni appustis in su 1952. In quest'anno a Orune fit arribato scrittore Carlo Levi, che da questa esperienza ha scritto sul libro Tutto il miele è finito. Da selezione della sindica Sanna in Orune, prima in Sardegna, che sono colaus 80 anni. In Orune l'hanno dedicato una carriera e de cannor fachet vinza sa sala del succussizio comunale.